Siamo con Claudio Fagotto, consigliere comunale qui a Portogruaro per il Movimento 5 Stelle. Questa sera si è appena conclusa la commissione consiliare in cui è stato finalmente esposto il progetto definitivo riguardante la riqualificazione dell'ex Perfosfatti. Anche a lei chiedo quali sono gli aspetti positivi che ha sentito questa sera e quali eventualmente quelli negativi. Allora, qua bisognerebbe fare un attimino la storia di questa struttura, nel bene e nel male. È sicuramente un monumento storico che ha dato occupazione, ma che nel tempo abbiamo riscontrato ha portato diversi problemi per l'inquinamento. Ciò nonostante, visto che sono arrivati questi soldi, questo finanziamento, bisognerebbe sfruttare il più possibile la struttura, metterla a norma adeguatamente come ci hanno spiegato gli ingegneri e sfruttarla per il territorio. La parte positiva possiamo dire che è quella di aver definitivamente constatato che tutta la struttura può essere recuperabile, a differenza di quanto ci dicevano prima nel precedente progetto della precedente amministrazione. La stragrande maggioranza della struttura doveva essere demolita. Ora, questa diciamo è la parte positiva. Quella che ancora lascia un po' perplesso è come verrà utilizzata questo tipo di struttura e come sarà predisposto la zona circostante. Noi l'abbiamo detto fin da subito, non ci deve essere un'ulteriore cementificazione edilizia, ma deve essere eventualmente, come dicono, sfruttata per dare delle strutture, delle ulteriori servizi a questo bene, a questa fosfati, che poi possa venire utilizzato in una maniera o nell'altra. O chiederemo anche ai cittadini, perché le idee possono essere tantissime e possono essere anche di pregio. Certo che una struttura di questo tipo necessita di un impegno notevole per chi dovrà gestirla, perché non è una semplice sala, non è un semplice palazzetto, è un qualcosa di molto grande e quindi anche i costi di gestione saranno di un certo tipo. Ci parlavano di un eventuale aiuto o collaborazione di privati. Se qualche privato ha delle disponibilità economiche e anche delle idee, si potranno valutare. Di sicuro quella struttura lì potrebbe essere un pregio in quella zona lì, che è altamente piena di strutture di comunicazione, tipo la ferrovia, tipo il corriere, quindi anche con, come ho accennato prima, una disponibilità di un grande parcheggio, una zona risistemata in una certa maniera, qualche struttura di ricezione, se non lì, comunque in un ambito abbastanza ristretto della zona, potrebbe sicuramente portare un ulteriore sviluppo e punto di riferimento a tutta la zona di Portogruaro, e quindi anche per Portogruaro essere un ulteriore stimolo di progresso. Ho sentito anche che il precedente master plan prevedeva la costruzione di 3 torri da affiancare a questa struttura, però voi vi siete già espressi in maniera contraria. Sì, ci siamo già espressi, e anche in un precedente consiglio comunale. Allora, primo perché quella zona lì assolutamente, come dicevo, essendo una zona in cui dovrebbe portare un accorpamento di molti servizi, come la ferrovia, come le corriere, la stazione delle corriere che c'è già, ecco, necessita di parcheggi. Allora, se lì dovranno arrivare molte persone, è giusto che ci siano i parcheggi. Portogruaro non ha tante altre zone di parcheggio, anche in funzione dell'accessibilità al centro o di eventi particolari, per cui per noi assolutamente pensare a costruire ulteriori zone residenziali. Si parlavano di 3 torri di 11 piani, poi adesso
hanno confermato che erano di 7 piani, comunque molti appartamenti che a Portogruaro ne ha già a più che sufficienza, quindi non c'è richiesta, ma è una zona come quella che dovrebbe essere strutturata, e se si vuole veramente investire sulla struttura e pensare che la struttura un domani ci possa servire per non solo Portogruaro ma per un grande territorio, deve avere anche le infrastrutture, quindi il parcheggio adeguato. Si può pensare, lo abbiamo detto anche lì, il precedente progetto parlava di un laghetto con una fontana. Qui a Portogruaro abbiamo 3-4 fontane, sono sempre chiuse per i costi e quant'altro, quindi non vedo il caso anche di alimentare ulteriori spese, perché tutto fa parte del bilancio. È facile adesso dire beh, abbiamo la disponibilità per fare, però bisogna considerare che poi una struttura o una certa cosa la dobbiamo poi mantenere nel tempo, e quindi ci sono dei costi che andrebbero a pesare sulle successive amministrazioni e quindi anche su tutti quanti i cittadini.